Via Cavalieri Magazzeni con una fogna che inquina da 24 giorni e la qualità della vita nella classifica che punisce ancora Agrigento. Disposta la vigilanza per il sindaco di Campobello di Licata intimidito nei giorni scorsi. Operazione della Polizia di Stato ad Agrigento contro lo spaccio di stupefacenti. Presepi e novene ad Agrigento e Favara. Nuova sconfitta per l'Acragas, torneo di scacchi a Ravanusa. Ben ritrovati da TVA Notizie. Agrigento perde posizioni per quanto riguarda la qualità della vita e si colloca al 96° posto. Ma come può avanzare una città che non si cura dei problemi di ogni giorno, semplici come la fogna di via Cavalieri Magazzeni che inquina da 24 giorni e nessuno fa niente? Il servizio. Non c'è dubbio che quella fogna in via Cavalieri Magazzeni che scorre per strada con la puzza che invade le case circostanti è un vero e proprio attentato alla salute, oltre che un pericolo per la circolazione. Una situazione insomma assurda, intollerabile, che si trascina da 24 giorni senza alcun riscontro da parte di chi dovrebbe intervenire, in primo luogo AICA. Ma anche il comune di Agrigento rimane sordo. Possibile che nessuno avverta ancora il dovere di porre fine alla vergogna? Le segnalazioni dovrebbero essere sufficienti, ma non dalle nostre parti. Mare Amico ha fatto la sua parte denunciando quanto sta avvenendo in via Cavalieri Magazzeni e noi ne abbiamo dato notizie, lo facciamo anche oggi. A questo punto sarebbe più che opportuno l'intervento della magistratura per individuare eventuali responsabilità che sicuramente ci sono da parte di chi si fa sordo di fronte a segnalazioni del genere che mettono a repentaglio la salute dei cittadini. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore. Ci sono stati degli spari nella notte tra sabato e domenica contro il negozio di frutta e verdura in via Ugo La Malfa ad Agrigento, nella zona dello stadio Esseneto. Come chiariscono i carabinieri di Agrigento, è stata una pattuglia del nucleo radiomobile ad accorgersi dell'accaduto transitando proprio per via Ugo La Malfa. Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha disposto questa mattina, nel corso di una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la vigilanza generica radio collegata per il sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, vittima di una intimidazione la scorsa settimana. Passiamo alla cronaca. Operazione antidroga della Questura di Agrigento. Arturo Cantella. La Polizia di Stato di Agrigento, in merito ai servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti disposti dal Questore, ha tratto in arresto, nell'ambito di 2 distinte operazioni condotte lo scorso giovedì, una donna agrigentina denunciata da un giovane licatese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente 3,5 kg di droga. Nell'ambito della prima operazione, la squadra mobile di Agrigento e la squadra cinofili di Palermo, dopo aver attentamente monitorato nei giorni scorsi un bracciante agricolo licatese, ha rinvenuto presso un magazzino nella disponibilità dell'uomo mezzo chilo di marijuana già imbustata, pronto per essere spacciata. Fondamentale in questo caso il fiuto di Indra, un pastore tedesco che è riuscito a scovare la sostanza che era stata nascosta dietro un mobile. L'uomo è stato indagato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della seconda operazione
avvenuta sempre nella stessa giornata. I poliziotti della squadra mobile di Agrigento e della squadra cinofili di Palermo hanno fatto irruzione all'interno di un'abitazione di una donna di Raffadali, essendo stato notato nei giorni precedenti un via vai di giovani che entravano e uscivano da quella casa. All'interno del garage sono stati trovati 3 kg di marijuana ed hashish pronti per essere destinati allo spaccio. In questo caso è stato decisivo il fiuto di un altro pastore belga, King, che è riuscito a scovare la droga nascosta all'interno di una valigia. La donna è stata arrestata in flagranza di reato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Agrigento. Le indagini sono in corso e la responsabilità penale dei soggetti non è stata ancora accertata in via definitiva. Continuano le odiose truffe ai danni degli anziani. I delinquenti non sanno più cosa inventarsi. Prima una telefonata di un finto carabiniere in servizio nella provincia di Catania per avvertire un'anziana che sua figlia avrebbe dovuto pagare subito una somma in denaro, altrimenti sarebbe stata arrestata. Poi lo stesso interlocutore che insieme a un complice si reca in auto davanti alla casa della vittima, laddove riscuote la somma di 350 euro e diversi preziosi, richiesti per risolvere una fantomatica controversia con la quale avevano fatto credere alla malcapitata che la figlia era stata trattenuta in caserma perché in auto aveva investito un minorenne. È quanto accaduto nei giorni scorsi a una pensionata di lingua glossa circuita da 2 persone già note alle forze dell'ordine anche per specifici reati, poi individuate tramite un'immediata attività di indagine e denunciate ai carabinieri per truffa aggravata. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'anziana signora, accortasi dell'inganno, avrebbe avvisato il figlio che, a sua volta, ha immediatamente chiamato il numero di pronto intervento del 112 per segnalare la truffa. Avuta la notizia, la centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, attivata da quella di Catania, ha coordinato le ricerche allertando tutte le pattuglie in servizio sul territorio peloritano. L'autovettura ricercata con i 2 individui a bordo è stata poi rintracciata e bloccata nei pressi dell'imbarcaderi di Messina dai carabinieri del nucleo radiomobile che hanno effettuato una perquisizione. Occultate nell'autovettura, i militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato una somma di ben 11.500 euro e vari preziosi, tra i quali un anello ed una fede nascosti nella scarpa indossata da uno dei soggetti. Parte dei preziosi erano frutto del raggiro compiuto in danno dell'anziana donna, mentre gli altri verosimilmente provenienti da analoghi episodi. I 2 presunti truffatori di origine campana, che stavano lasciando la Sicilia, sono stati quindi condotti in caserma dai militari dell'Arma che li hanno denunciati all'autorità giudiziaria. Grazie alla campagna informativa sul territorio condotta dai carabinieri per prevenire le truffe, sono state scongiurate altre truffe. Qualche giorno fa, infatti, nel paesino di Gaggi, una signora 95enne ha ricevuto la telefonata di un finto maresciallo dei carabinieri che le ha detto che era necessario del denaro per evitare conseguenze alla nipote, coinvolta in un grave incidente stradale. La signora, preoccupata, aveva già preparato i soldi da dare allo sconosciuto, ma è stata una vicina di casa che, avendo letto la brochure elaborata e distribuita dai carabinieri contenente i consigli per prevenire le truffe, ha fatto subito capire alla signora anziana che era stata chiamata da truffatori che si erano inventati tutto. Nei giorni precedenti i carabinieri della stazione di Gaggi, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione, avevano distribuito numerosi volantini di questo tipo e affisso locandine presso l'ufficio postale e gli esercizi commerciali del paese. Si precisa che in considerazione dell'attuale fase delle indagini preliminari gli indagati sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti la responsabilità. I 150 anni della fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento celebrati al Teatro Pirandello. Avvocato, riconoscimenti al Teatro Pirandello di Agrigento per chi ha onorato una lunga carriera. Mi piace
far sì o comunque ricordare che questo riconoscimento non vorrà essere un riconoscimento soggettivo a ognuno di noi, bensì un riconoscimento a quello che è il ruolo della toga, attraverso il quale cerchiamo di tutelare quelli che sono i diritti soggettivi e attraverso il quale cerchiamo la tutela dei soggetti più deboli e di quelli più bisognosi. Quindi se il riconoscimento è un riconoscimento del ruolo e della funzione, che ben venga nella legittimazione di uno Stato di diritto. Avvocato, è un giorno importante, 150 anni dalla fondazione, una celebrazione inusuale secondo il suo giudizio. Perché? Abbiamo voluto festeggiare questo anniversario così importante, 150 anni della fondazione dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, con una celebrazione inusuale perché si tiene al di fuori del nostro consueto luogo di celebrazione, che è sempre il Tribunale. Lo abbiamo voluto perché ritenevamo importante che questo momento fosse aperto alla cittadinanza agrigentina tutta, a che potesse conoscere i volti e le storie che hanno fatto grandi non soltanto l'avvocatura agrigentina, ma la città di Agrigento. E dunque le celebrazioni si aprono con una mostra fotografica che racconta la nostra storia dal 1874 ai giorni nostri, la nostra storia istituzionale e la nostra storia nel sociale. Proseguirà con un racconto per immagini e musica di questi 150 anni dell'avvocatura agrigentina e culminerà nella cerimonia tradizionale di ogni anno di conferimento delle onoreficenze per gli avvocati che hanno raggiunto i 25 anni, 50 anni, 60 anni di iscrizione all'albo. Storia dell'avvocatura, come diceva lei, mai scalfita. Nonostante i 150 anni che sono già trascorsi dalla istituzione dell'ordine forense, della legge che ha istituito gli ordini, la essenza della professione di avvocato non è stata scalfita, poiché è intimamente legata allo Stato di diritto, alla democrazia. Il nostro ruolo è difesa del diritto e dei diritti, difesa della libertà economica e personale dell'individuo, e dunque nonostante il mutamento inevitabile della società, il nostro ruolo è ancora fondamentale perché è a garanzia della libertà di ciascun cittadino e della tutela del diritto. E proprio per questa ragione siamo stati e resteremo sempre al fianco dei cittadini. Dottore Biritteri, cosa significa questo giorno per l'avvocatura dello Stato? 150 anni dalla fondazione. È una ricorrenza importante che testimonia anche della bontà del foro, e il fatto che i giovani in questa occasione vengano premiati con la toga d'argento per i primi 25 anni di professione. Tanti giovani valenti a cui va il mio plauso per l'esercizio di una professione che diventa sempre più tecnicamente complicata. E quindi il foro di Agrigento, il Consiglio dell'Ordine di Agrigento ha sempre espresso ottimi giuristi di qualità che hanno avuto anche grandi carriere nelle istituzioni. Una citazione per tutti, sia pure lontana nel tempo: il presidente Gallo fu il primo ministro della giustizia agrigentino, ancora in epoca anterepubblicana, quasi 110 anni fa. Questo tipo di approccio culturale contraddistingue da sempre il popolo degli avvocati agrigentini, che hanno ben chiari i cardini della professione: la difesa dei diritti e la difesa dei cittadini in tutte le aule di giustizia, presidio essenziale di democrazia. Avvocato, è un giorno importante, 150 anni dalla fondazione e alcuni riconoscimenti, e i riconoscimenti come sempre fanno piacere ed emozionano anche. Sì, è un giorno più che importante, direi speciale. Oggi il 25esimo è un giorno davvero speciale e la mia toga d'argento ha un senso importante perché ho voluto dedicarla a mio padre, dal quale ho ereditato l'amore, la dedizione e la passione per questa professione. Sono particolarmente contenta
anche perché ho svolto dei ruoli istituzionali che mi hanno gratificato tantissimo. Oggi Consiglio distrettuale di disciplina, di cui mi onoro di far parte, Consiglio dell'Ordine, di cui ho fatto parte per 10 anni, per cui devo dire che questo mio percorso mi onora tanto e sono veramente felice di aver raggiunto questo traguardo. Andiamo avanti e speriamo di proseguire fornendo questo contributo importante alla nostra società. Una professione non facile ma mai scalfita. No, assolutamente, non è facile per niente, è un percorso tortuoso, è un percorso importante, difficile, ma sicuramente denso di gratificazione e di attenzione nei confronti di chi attende un risultato, nei confronti di chi attende un verdetto importante. Quindi oggi siamo tutti felici di aver fornito questo contributo e in questo senso dobbiamo continuare. Cerimonia di apertura della prima Biennale internazionale d'arte La magia dei colori nei luoghi del Gattopardo. Oltre 70 gli artisti provenienti dall'estero. Ci sono le interviste. Sindaco, stasera a Palma di Montechiaro ha aperto un po' in provincia di Agrigento l'anno della cultura 2025 con questa splendida manifestazione di arte. Un altro passaggio importante della mia città, oggi diamo il via insieme al Presidente dell'Istituzione Tomasi Letizia Pace e al Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone, diamo il via a questa Biennale internazionale. Sono presenti diversi artisti da tutto il mondo, in particolare una delegazione della Georgia. Un grido di cultura, di pace che parte da Palma di Montechiaro per sprigionarsi in Europa e nel mondo. Ringraziamo il Roberto Cuccione che ha pensato e realizzato tutto questo, Valerio Martorana, la professoressa Romano, davvero grazie per tutto. Siamo onorati e felici che anche oggi Palma compia un ulteriore passo in avanti verso il suo risorgimento, che non è solo infrastrutturale ma che permea le coscienze attraverso la cultura. E la cultura è importante anche per richiamare il turismo, Sindaco? Assolutamente sì, perché la promozione della nostra cultura e dei nostri territori va di pari passi con il turismo e siamo felici di essere accanto ad Agrigento per l'anno capitale in modo tale da poter promuovere non solo la nostra meravigliosa città di Agrigento che è il nostro capoluogo, ma tutte le bellezze della provincia ed in particolare, me lo consentirete, della città del Gattopardo e di Palma di Montechiaro. Lei è uno stato sempre molto previdente e anticipa sempre i tempi. Cosa pensa di organizzare per Palma in questo 2025? Avremo l'altro appuntamento sicuramente dell'altra Biennale, la Biennale del Gattopardo, che sarà alla seconda edizione, la devo fare nel 2024, la faremo nel 2025 proprio per l'anno capitale, ma non solo quello, anche le nostre tradizioni e iniziative di mostre di arte contemporanea e non solo, ma l'apertura contestuale di tutti i monumenti. Ci faremo trovare pronti per accogliere le migliaia di turisti che verranno a visitare la nostra terra. Letizia Pace, quanto c'è di orgoglio personale in questa serata? Una serata straordinaria per la presenza anche di un pubblico che arriva da fuori dall'Italia. Sono molto orgogliosa, soprattutto perché, come ben si capisce, questo è un evento internazionale, per cui la nostra Palma di Montechiaro verrà portata fuori dai confini dell'isola. Questo per me è molto importante, far conoscere Palma, la sua bellezza e in tutte le sue, con tutti i suoi tesori, cioè le opere d'arte, la storia che noi abbiamo. Gli artisti vengono da tutte le parti del mondo, come dicevo, quindi dalla Georgia, dalla Russia, dalla Francia, da Malta, e quindi uno scambio culturale che si capisce è fondamentale per ogni paese, perché significa crescita e arricchimento. E siamo al Natale, iniziano oggi le tradizionali novene. Anteprima ieri a Favara del presepe vivente nel convento dei Francescani. Giuseppe Moscato. Iniziano oggi le tradizionali novene di preparazione del Natale.
A Favara sono tanti i presepi che sono stati preparati ed allestiti nei vari quartieri della città a cura di comitati spontanei di cittadini o di associazioni e gruppi parrocchiali. Anteprima ieri sera del presepe vivente allestito nel convento dei frati francescani di Favara, una rappresentazione che ripropone un antico borgo contadino inizio Novecento dove sono state preparate diverse postazioni degli antichi mestieri. I visitatori troveranno la bottega del falegname, la locanda, ci saranno i pastori, i musici, con la presenza di diversi animali e naturalmente la grotta della Natività. Un percorso obbligato guida i visitatori all'interno del monastero. Nell'antico e storico chiostro è stata allestita una mostra di presepi realizzata dai parrocchiani. Quindi si incontrano gli elfi che accolgono i bambini che potranno lasciare una letterina a Babbo Natale, per poi incontrare proprio Babbo Natale, Santa Claus, nella sua casa allestita nei locali della preziosa e storica biblioteca e fare anche una foto con lui. Quindi ci si immette nel giardino dove sono state realizzate le diverse postazioni che impegneranno ogni sera circa 50 figuranti. Ai visitatori viene anche offerta una degustazione, ieri sera la tradizionale minestra di San Giuseppe e un buon bicchiere di vino. Prossimo appuntamento giorno 21. È attesa per questa sera invece l'inaugurazione del presepe in piazza Cavour, realizzato dall'associazione San Giuseppe, con la teatralizzazione di alcuni momenti con l'Associazione d'Arte e Cultura 101. Pronto anche il presepe di via Agrigento, quello di via Jugoslavia, con le novene che saranno animate dalla banda cittadina e dai musici del gruppo Fabaria Folk. Questa sera alle 19 prendono il via le novene nel quartiere di Fontanelle con appuntamento in via Caterina Ricci Gramitto al Civico 25. Domani sera invece in via Antonello Gaggini al Civico 30. E sempre a Fontanelle una bella iniziativa del Comitato Fontanelle Insieme che ha promosso un concorso per coinvolgere gli abitanti che potranno illuminare e addobbare i propri balconi inviando una foto al Comitato entro il 22 dicembre. Il balcone che risulterà più bello verrà premiato. È sceso in piazza il coordinamento che a Messina si oppone al ponte sullo Stretto. Non è certamente questo il momento per abbassare la guardia, nonostante le criticità anche espresse, le prescrizioni sul progetto, quelle rilasciate dal Ministero dell'Ambiente sulla valutazione di impatto ambientale, i piani del governo sembrano essere sempre quelli di andare avanti sulla realizzazione del ponte sullo Stretto. Noi restiamo sempre dell'idea che questi soldi che adesso con la finanziaria lo vogliono addirittura aumentare. Voglio ricordare a tutte e tutti che inizialmente il ponte 20 anni fa sarebbe costato 3 miliardi e 200 milioni, adesso siamo arrivati a 15 miliardi, tutti finanziamenti pubblici. Noi riteniamo che queste economie, questi soldi debbano essere spesi per le cose concrete, reali. A Messina ogni giorno viviamo il disagio della mancanza dell'acqua, viviamo i disagi dell'autostrada, tant'è vero che per risolvere questi problemi si parla di circa 5 miliardi da investire in Sicilia per sistemare ovviamente tutta l'infrastruttura idrica. Il CAS indica in circa 3 miliardi e 200 milioni di euro per sistemare i viadotti, per sistemare ovviamente le gallerie che la magistratura qualche tempo fa aveva pure sequestrato. Noi crediamo che bisogna anche investire sulle ferrovie, non a caso le ferrovie italiane qualche giorno fa ha detto che investirà 100 miliardi di euro per sistemare le ferrovie, ma non ha menzionato il ponte.
ponte. Noi crediamo che queste risorse invece vadano spese per migliorare la qualità della vita delle persone, migliorare la qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno si spostano, soprattutto i pendolari, nelle nostre strade che fanno acqua da tutte le parti. La nostra lotta non si fermerà mai fino a quando non raggiungiamo l'obiettivo, e cioè bloccare il progetto, far lasciare i soldi per il nostro territorio e lottare in quel caso sì tutti insieme affinché il nostro territorio finalmente possa avere le giuste occasioni di sviluppo. Neanche di fronte all'idea, alla possibilità di creare nuovi posti di lavoro in un territorio con un altissimo tasso di disoccupazione? Sì, noi crediamo che ci sia questa illusione che il ponte porti lavoro, e allora intanto prima di fare il ponte bisogna fare i lavori per la costruzione del ponte, e noi siamo convinti che questo ponte non si possa costruire per vari problemi non soltanto tecnici, che sono già importanti, ma anche problemi proprio ambientali, perché è una devastazione del territorio e ci si accorgerà quando, speriamo mai, comunque possano iniziare questi lavori, per cui l'occupazione non ci sarà. Di fronte a un miraggio noi invece proponiamo una concretezza, e cioè lavori che già sono stati finanziati, penso ai 500 milioni per il potenziamento dell'area dello Stretto, e tanti altri lavori che possono dare lavoro stabile e duraturo per lo sviluppo della città. Ci rivediamo dopo un po' di anni, onorevole. Allora, ho ascoltato le parole di La Galla, non ci interessano le poltrone, non siamo intenzionati a fare contrapposizione a Schifani e al cartello di centrodestra, ma allora la domanda spontanea, ma so come andiamo a fare? C'è bisogno di un movimento che sappia parlare un linguaggio comprensibile ai cittadini, che oggi vivono purtroppo un dibattito politico che spesso è fatto di litigi e di poche cose concrete che risolvono i problemi reali della gente. Oggi abbiamo una Sicilia che per metà, quella del centro Sicilia, vive di sete, c'è una siccità incredibile e quello è un tema che bisogna immediatamente affrontare, ma ci sono le questioni ambientali, quelle dei rifiuti, ci sono le questioni che riguardano le infrastrutture, ma attenzione, quegli investimenti devono diventare infrastrutture reali, altrimenti diventano poi cattedrali del deserto e danni su danni per i nostri imprenditori e per i cittadini. Insomma, c'è una serie di cose. Io credo che un movimento nuovo, uno spirito finalmente che si possa adattare, che possa raccogliere chi ha delle esperienze autonomiste, chi ha delle esperienze moderate, chi ha delle esperienze del liberismo, finalmente possono essere messe insieme per cercare di dare più peso ad una fetta consistente di quell'elettorato che oggi non trova purtroppo chi votare perché non si sente rappresentato. Giancarlo Cancelleri non sia qui soltanto in semplice veste di spettatore. No, ma io non sono, io sono qui perché ho vissuto una buona fase di questo corteggiamento e soprattutto di questa fondazione, ecco, che poi oggi ha trovato, diciamo, la sua annunciazione. Ho seguito fin dal principio e devo dire che mi sono confrontato tanto con Lombardo quanto con Miccichè quanto con La Galla. Sono qui perché voglio portare dietro le mie idee, il mio mondo, ma soprattutto cercare di far capire a queste persone quanto sia importante utilizzare oggi le nuove tecnologie per fare partecipare i giovani, perché non bisogna parlare di giovani, bisogna far parlare i giovani nella politica, e questo finalmente spero che sia anche il movimento che non pensa che i giovani siano una risorsa del futuro, i giovani sono una risorsa del presente. Facciamo che questo triumvirato, nel senso bello del termine, sia stato un po' estromesso da chi attualmente guida l'autobus, metaforicamente parlando regionale, e quindi cerca un po' di riconquistare posizioni perdute. Che ne dici? Ma guardi, oggi mi trovo qui e devo dirle che io sono stato tirato dentro un anno e mezzo fa dal presidente Schifani, che in maniera molto cordiale mi ha raccolto, diciamo, in un momento in cui io avevo, come dire, appeso le scarpe al chiodo. Non c'è nessuna contrapposizione, c'è una grande fiducia invece nel governo regionale e soprattutto in Renato Schifani, tant'è che più di una volta è stato ribadito che non è messa in discussione la ricandidatura alla presidenza della regione di Renato Schifani. C'è una grande fiducia non solo adesso in questo momento in cui sta lavorando, ma anche per il proseguo di una sua possibile. Perché nasce questo nuovo soggetto? Nasce, come le dicevo, perché c'è purtroppo una mancanza di grandi dibattiti e soprattutto serve sintesi e semplicità ai cittadini per far capire da chi possono essere rappresentati. Questi soggetti erano 3 soggetti, 4 soggetti se mi considera dalla partita, che... Tutto nasce, mi scusi se io intanto la stoppo, tutto nasce da... Credo che sia stato un momento, quello di oggi, ma quello dei mesi precedenti che poi ha portato ad oggi,
un momento di sintesi ma soprattutto anche di maturazione di idee, si ragiona e si arriva a più miti consigli. Si è partiti da una condizione di rabbia, indiscutibilmente qualcuno avrà ricevuto un torto, ma oggi si è arrivati non a mettersi insieme per essere contro qualcuno, ma per essere a favore di qualcosa che, mi perdoni, ma è notevolmente diverso ed è molto più positivo per la Sicilia. Non c'è messa in discussione assolutamente nulla. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco. Passiamo al calcio, la sconfitta dell'Acragas con la Nissa. Parlano l'allenatore biancoazzurro e il direttore sportivo, Carmelo Lentini. Ancora un'amara sconfitta per l'Acragas di Favarin che, pur giocando una gara a testa alta contro la Nissa dei tanti ex, cede nel finale al 90° con un gol di Samacche che di testa raccoglie il 6° corner della gara per la Nissa e trafigge Dregan. Un paio di minuti prima, all'86°, Meola, da solo davanti a Cassano, si era divorato il gol del vantaggio. La classifica adesso diventa sempre più precaria, ma all'orizzonte attendono l'Acragas nuovi sviluppi societari e tecnici. Infatti sabato scorso è stato ufficializzato l'ingresso del nuovo presidente, l'imprenditore siculo vicentino Emanuele Canzonieri, e del prossimo rafforzamento della squadra con nuovi elementi per dare impulso al cammino biancazzurro. Domenica prossima si conclude il girone di andata con la gara casalinga con il Sambiase, poi alla prima di ritorno nel prossimo mese di gennaio 2025 arriva all'Esseneto il Locri. Per quanto riguarda gli altri risultati, perde il Licata sul campo del Pompei, dopo il vantaggio iniziale maturato grazie a Minacori. Poi c'è stata la rimonta partenopea nei minuti finali e il Licata si arrende per 2-1. Rinviata la gara del Castrum e Favara con la Regina. Per quanto riguarda le altre siciliane del girone, perde l'Enna sul campo del Locri. Il Ragusa passa 2-3 a Barcellona con la Nuova Egea. Il Paternò perde di misura a Sambiase. Parità invece tra San Cataldese e la Cireale. Sant'Agata sconfitta dalla Scafatese, infine vittoria esterna del Siracusa che si conferma capolista. In eccellenza l'Unitas Sciacca rialza la testa e vince meritatamente sul campo del Casteldaccia, imponendosi con il risultato di 1-3 grazie alle reti di Cari, Margaratini e di Mercurio, e conferma così il terzo posto in classifica generale. Continua invece a distanza il duello per la promozione tra Athletic Club Palermo e Gela, entrambe vittoriose ai danni rispettivamente la prima con l'Accademia Trapani per 4-2 e la seconda per 5-0 con Partinico Audace. Ritornando all'Acragas, seguiamo ora le interviste di fine gara con il tecnico Favarin e il direttore generale Strano. Io sono abituato ad analizzare la mia squadra, quindi innanzitutto posso solo fare i complimenti ai ragazzi perché veramente hanno fatto una partita attenta, sapevamo che incontravamo una squadra forte, noi con i nostri mezzi in questo momento abbiamo fatto secondo me una partita forse la migliore da quando sono qua io. Dispiace perché poco prima del gol preso abbiamo avuto l'occasione per fare gol noi, però il calcio è questo, giustamente quando sbagli poi paghi e sinceramente mi brucia un po' perché questi ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare, se non altro il pareggio poteva essere anche un risultato da prendere in considerazione, invece è andata peggio. Complimenti al Nissa che ha saputo sfruttare l'occasione al 90°. Domande? Direttore, il club è un po' amareggiato per un gol annullato all'Acragas. Abbiamo il video che certifica che il gol è regolare. Assolutamente, io prima di tutto sono qui perché giustamente accettiamo tutte le critiche dei nostri tifosi che fino adesso sono state costruttive anche se sembrano distruttive.
Oggi però devo dare lustro al lavoro di mister Favarin e ai ragazzi che sono scesi in campo, che hanno dato testa a una partita importantissima con una testa di serie, perché la Nissa oggi non è dove dovrebbe essere, perché ha un potenziale importante. Il lavoro di Giovannone economicamente si è visto su questa Nissa, anche il lavoro di Russello con questi giocatori importanti, però oggi non me la sento di poter dire che sia un risultato giusto. Credo che sia stato un derby vero, un derby corretto, è un derby che ha fatto sì che due squadre, sia la città di Caltanissetta che la città di Agrigento, hanno sciolinato un calcio dignitoso per queste categorie. Il risultato, a mio modesto parere, sarebbe stato più giusto un bel pareggio, anche perché purtroppo la tecnologia ci hanno inviato dei video dove si evince che il gol era regolarissimo, quindi brucia ancora di più. La Nissa ha creduto alla vittoria fino al 90° e ci è riuscita, complimenti alla Nissa, ripeto, e li ringrazio per l'ospitalità a tutti quanti i team della Nissa. Però oggi sono amareggiato perché, al di là di una partita cavillosa e fatta in una maniera veramente perfetta dal mister e tutti i suoi ragazzi, abbiamo preso su un episodio dove ci siamo dimenticati l'avversario e purtroppo chi sbaglia paga. Avevano sbagliato anche loro, ma non hanno pagato perché il nostro giocatore gli sono rimollate le gambe e ha regalato il portiere il pallone. Questo è tutto. Mister Favarin, cosa porta a casa da questa partita, da questa sconfitta? Cosa salva? Vabbè, la consapevolezza dei ragazzi che in questo ultimo periodo, in queste ultime partite, hanno sempre migliorato di partita in partita, ragazzi attenti, ragazzi sempre disposti a lavorare con grande impegno durante la settimana. Certamente la domenica poi purtroppo siamo un po' penalizzati, qualche risultato positivo ci darebbe ancora più coraggio, però da notare, come diceva il direttore, l'impegno che hanno messo questi giocatori. Purtroppo il calcio è micidiale in questo senso, quando sbagli paghi, oggi è andata così, però ragazzi dico di continuare su questa strada perché prima o poi insomma, la ruota gira per tutti. Prego. Si parla di qualche novità in arrivo Sì, sì. per quanto riguarda l'aspetto, la componente dirigenziale. Sì, sicuramente sì, la società ha lavorato per migliorare e dare più stabilità alla piazza. Siamo stati con i fari spenti perché, come diceva il patron Neni, non è facile la documentazione di una società quasi professionistica come l'Agragas o comunque qualsiasi altra squadra di Serie D. Quindi la procedura è andata avanti. Io credo che fra mercoledì e martedì il closing, non solo mediatico, ma quello effettivo, sia chiuso fra le parti. Quindi aspettiamo con forza, primo il mister, poi tutti quanti noi, l'innovazione del mercato dicembrino, perché abbiamo bisogno di nuova linfa per poter far restare sì che la categoria rimanga ad Agrigento. È stato un successo il primo torneo di scacchi città di Ravanusa. Arturo Cantella. Buona la prima, è stato un vero successo il primo torneo di scacchi città di Ravanusa svolto nella città agrigentina presso il centro multiservizi di Ravanusa. L'evento è stato organizzato dalla ProSport Ravanusa. Il coordinatore della sezione scacchi Gino Nobile è Giancarlo La Greca, presidente della stessa associazione, in collaborazione col comitato provinciale della federazione scacchi Carmelo Sgarito e il comitato regionale della CSI Sicilia con il suo presidente Salvatore Balsano. I partecipanti sono stati più di 50, provenienti dai vari comuni che si sono confrontati a suon di mosse. Oggi abbiamo inaugurato la sede degli scacchi della scuola Pro Sport Città di Ravanusa. Per la prima volta abbiamo scoperto questa passione da parte di tanti ragazzi che non avevano una sede dove poter giocare e grazie all'ospitalità che ci ha dato il presidente della
Pro Sport in questa sede, finalmente abbiamo dato inizio a un nuovo amatissimo sport che è quello degli scacchi. Tanti ragazzi che si trovavano in difficoltà, che non avevano una sede, che giocavano solo col computer, finalmente si stanno guardando in faccia e stanno avendo la possibilità di incontrarsi e di poter giocare in una sede e di potersi soprattutto incontrare. Per la socializzazione è importantissima, ma per dare una possibilità diversa dei bar e dei circoli eccetera ai ragazzi, e quindi ha avuto un grande successo. Sono molto contento, abbiamo avuto una collaborazione enorme di tante scuole. Primo torneo di scacchi città di Ravanusa, ancora una volta funziona la sinergia fra Associazione Pro Sport, Federazione Scacchistica della provincia di Agrigento e AXI Comitato Regionale Sicilia. La scuola dello sport, la sezione scacchi capitanata dal professor Gino Nobile, che ha avuto l'intuizione e l'idea di avviare tanti ragazzi, funziona alla grande. Ancora una volta dimostrazione che gli sport cosiddetti di nicchia, ma non solo di nicchia, riescono benissimo quando c'è la collaborazione e la rete di tutti. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.